Un caloroso benvenuto dal telegiornale del quotidiano di informazione La Nazione Siciliana, Notizie.Sicilia, le notizie dalla parte delle siciliane e dei siciliani. 42 anni fa cadevano uccisi dalla mafia Cesare Terranova e Lenin Mancuso. Il 25 settembre del 1979 alle 8:30 del mattino un gruppo di killer mafiosi aprì il fuoco sul giudice Terranova e sull'unico uomo della sua scorta, il maresciallo di polizia Lenin Mancuso, che lo seguiva dal 1963. Il giudice Terranova era alla guida della Fiat 131 di scorta, il maresciallo Mancuso era seduto al suo fianco. La cupola palermitana della mafia, allora composta da Michele Greco, Bernardo Brusca, Pippo Calò, Antonio Geraci, Francesco Madonia, Salvatore Riina e Bernardo Provenzano, autorizzò l'eliminazione in quanto Terranova stava per diventare giudice istruttore. Se in questi anni la lotta alla mafia ha segnato rilevanti successi, lo dobbiamo anche a questi uomini che sacrificarono la loro vita e che noi siciliani abbiamo il dovere di ricordare. Oggi, nel 42esimo anniversario, l'Associazione per onorare la memoria dei caduti nella lotta contro la mafia organizza alle ore 18 presso il chiostro di San Domenico a Palermo un recital con brani di musica lirica e popolare. Al termine seguirà un'azione parlata su testo scritto da Lino Buscemi. La direzione artistica dell'evento è affidata al maestro Salvatore Di Grigoli, sarà presente il regista Pasquale Scimeca. Mazzata allo statuto, impugnata legge interpretativa su sanatoria. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge 19 del 2021 della Regione in quanto talune disposizioni in materia di condono edilizio eccedono dalle competenze statutarie. La legge approvata dall'ARS forniva l'interpretazione autentica di una norma del 2016 consentendo l'ammissibilità delle domande di sanatoria per le costruzioni site in area di vincolo relativo. Migliaia di cittadini siciliani sono rimasti per 20 anni in una sorta di limbo, presentando domande di sanatoria che non si comprendeva se potessero essere esaminate e che i comuni, nell'incertezza, non hanno mai esaminato. La norma non garantiva la sanatoria per gli immobili realizzati in aree sottoposte a vincolo relativo, ma soltanto la possibilità di vedere esaminata la propria domanda, garantendo la certezza del diritto. La norma poggia sulla competenza esclusiva regionale in materia urbanistica ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto. Il sacro furore della sinistra di PD e 5 Stelle, falsamente ambientalista ma in verità esclusivamente iperpunitiva e iperstatalista nei confronti dei cittadini, ha determinato una forte pressione nei confronti del governo nazionale. In proposito, l'assessore regionale all'ambiente Toto Cordaro ha dichiarato: «Restiamo certi della bontà e della coerenza giuridica della norma impugnata. L'articolo esitato favorevolmente dal Parlamento siciliano era stato dibattuto con tutti gli ordini professionali competenti, ingegneri, architetti, agronomi, geologi e con i rappresentanti degli atenei siciliani e prima di approdare in aula aveva trovato il voto favorevole della Commissione urbanistica dell'ARS e la condivisione dell'ufficio legislativo della stessa Assemblea regionale. Chi oggi gioisce, continua Cordaro, è nemico dei siciliani, ai quali finalmente dopo 20 anni avevamo ridato certezza del diritto. Valuteremo se resistere davanti alla Corte Costituzionale». Solidarietà con il popolo catalano, Puigdemont resti libero. L'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, è stato arrestato all'aeroporto di Alghero. Su Puigdemont, che è parlamentare europeo anche se è stata sospesa la sua immunità parlamentare, è in corso un procedimento relativo alla dichiarazione di indipendenza della Catalogna nel 2017. Il tribunale spagnolo sostiene che il mandato di cattura è in vigore. Sarebbe gravissimo che l'Italia estradasse un parlamentare europeo. L'udienza per l'estradizione si terrà il 4 di ottobre. La stessa idea che il nostro Paese possa concedere l'estradizione di un parlamentare europeo per un giudizio di tipo evidentemente politico a noi sembra assolutamente aberrante. Esprimiamo come autonomisti e sicilianisti la nostra totale solidarietà al popolo catalano e al presidente Puigdemont
e chiediamo che gli vengano garantiti i diritti spettanti ad un parlamentare europeo. Per quanto riguarda la situazione in Catalogna, riteniamo che sia importante la ripresa di dialogo tra lo Stato centrale e la comunità autonoma di Catalogna, assicurando il massimo di autonomia alla regione e il suo diritto alla piena autodeterminazione. L'Unione Europea, se vuole costruirsi un ruolo autentico, si adoperi con una forte mediazione affinché si garantiscano insieme unità e autodeterminazione nel quadro di un'Europa dei popoli e dei territori. Export Musumeci, la Sicilia torna a crescere nel commercio con l'estero. Presente all'apertura della giornata inaugurale della terza edizione degli Stati Generali dell'Export a Marsala, il Presidente della Regione Nello Musumeci ha dichiarato: il nostro obiettivo è recuperare le pesanti perdite causate dalla pandemia al commercio estero della Sicilia per ridare fiato ad un'attività di grande importanza per la nostra economia. Il dato relativo al secondo trimestre di quest'anno, che registra un incremento del 16,5%, ci conforta e ci indica che la giusta strada è puntare sulla qualità, soprattutto sul manifatturiero e sull'agroalimentare, cioè sulle nostre produzioni maggiormente richieste all'estero, non solo europeo. Ma il merito di questa ripresa è soprattutto degli imprenditori coraggiosi. E sulla necessità di infrastrutture strategiche perché la Sicilia acquisisca un ruolo di centralità e competitività nel Mediterraneo, il Presidente della Regione ha chiosato: il Governo centrale propone oggi, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, progetti che risalgono al 2002 e di cui si parla da 20 anni. Da anni chiedo a Roma di dotare l'isola di infrastrutture strategiche, ferrovie veloci, del collegamento sullo stretto, di un porto hub. Spero capiscano nei palazzi romani che il nostro futuro, ha concluso Musumeci, è il Mediterraneo e la Sicilia ha tutte le carte in regola per diventarne moralmente e idealmente la capitale. Sabato 25 e domenica 26 settembre, giornate europee del patrimonio. Oggi sabato 25 e domani domenica 26 settembre i parchi archeologici e i musei della regione siciliana aderiscono alle giornate europee del patrimonio, European Heritage Days, con iniziative dedicate. In alcuni siti è prevista l'apertura serale sabato sera dalle 20 alle 23, con un biglietto al prezzo simbolico di €1. Con lo slogan Heritage All Inclusive, l'iniziativa più partecipata d'Europa, ci si invita a godere di un fine settimana all'insegna dei beni culturali. La Sicilia risponde all'appello, evidenzia l'assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana Alberto Samonà, e offre, attraverso numerosi parchi archeologici e musei, iniziative dedicate. Un momento che vuole rappresentare un invito alla scoperta del nostro patrimonio culturale, un'occasione imperdibile per ammirare testimonianze uniche. Oggi è tutto per l'informazione della Nazione Siciliana a notizie.sicilia e appuntamento alla prossima edizione. Per approfondire le notizie andate direttamente sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.